Buon pomeriggio a tutti, bentrovati sul mio canale YouTube. Sono Veronica Pisano, cantante folk sarda, per chi non mi conoscesse. Eccoci qui, sono col cappotto perché c'è molto freddo, poi la porta si è gonfiata e non è possibile chiudere. Provo a chiuderla, vediamo un po'. No, non si chiude adesso, quindi la lasciamo così, tanto ho il cappotto. Eccoci qui, così entra un po' d'aria e vanno via le energie, cioè entrano solo energie positive, no? Perché l'aria purifica. Ne approfitto prima che arrivi Maurizio Gastaldi. Vi faccio vedere i miei orecchini non sono nuovi, però ve li faccio vedere perché non li ho sempre, a forma di fragolina, molto carini. Mettete un like al video e iniziamo con i saluti, cari saluti ai nostri amici. Damiano Satta, lo salutiamo calorosamente. Demetrio Di Pasquale, Carlo Vasoli, Gianfranco Carboni, Fabrizio Lai, Laura Canton, Vladimir Chmirovski, Marinella S, suo marito Pier Riccardo Di Girolamo, Gigi Nardini, il miele di Gigi Nardini, andate su internet a cercarlo e lo troverete, potete fare anche delle ordinazioni e sono precisissimi loro. Nicoletta Vitale, la pittrice presentatrice Nicoletta Vitale, mia amica. Ilenia Ciccone, la salutiamo calorosamente, anche Ilenia Ciccone, tutte le volte io la saluto, Ilenia Ciccone, da tutte le parti, le inseriamo da tutte le parti perché questa ragazza è una forza della natura, e io ci tengo molto alla sua amicizia. Il mitico giornalista Silvio Cherchi di Radio Bonaria, seguiteci anche su Radio Bonaria. Poi salutiamo, vediamo un po', Angela Melis, Francesca Melis, Ibertas, Itazenda e basta. Poi ovviamente salutiamo Diego Brindonia che ci segue sempre, mi sono dimenticata, questi li devo aggiungere, Diego Brindonia, Carla Cocco, Carla Marongiu, Phoenix, suo marito Phoenix, che ci seguono sempre. Poi adesso non mi viene in mente nessun altro, ma ci sono anche altre persone. Vi ringrazio tanto per le offerte che state facendo al canale, mi fa tanto piacere, grazie infinite. Adesso aspettiamo Maurizio Gastaldi. Nel frattempo vado a prendere i quadernoni, così scegliamo insieme una canzone. Manca un minuto perché arrivi Maurizio e noi ci prepariamo. Prendiamo i quadernoni. Devo andare anche in bagno poi. Allora, vediamo un po'. Qui ci sono le canzoni in russo, tradizionali sarde in russo. No, volevo fare qualcuna che ho ritrovato, perché queste le abbiamo fatte molto.
miei bellissimi cuscini, comodissimi, comprateli, cuscini Hermès, sono comodissimi, sono veramente comodi. Allora, vediamo un attimo, scelgo la canzone e poi vado un attimo in bagno, devo andare un attimo in bagno. Ieri abbiamo fatto la trallallera campidanese, no, abbiamo fatto la trallallera gallurese, volevo dire. Oggi voglio fare la trallallera campidanese. E la corsicana, via. Trallallera campidanese e la corsicana. Vado un attimo in bagno, scusate. Maurizio arriverà alle 16:05, mi ha appena mandato un messaggio. C'è proprio freddo, 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 c'è proprio freddo, eh. Poi mi cambierò il giubbotto perché c'è freddo con questo. Salutiamo anche Giorgina dalla Sicilia, che ci segue sempre e mi chiede i consigli, volevo prendere l'altro cellulare, dove l'ho messo? Eccolo qua. Devo leggere un messaggio che mi ha mandato un'amica, cioè un'amica di un amico, che vorrebbe che io le facessi un'intervista, però questa persona non ha niente da dire, quindi fammi leggere le ultime cose che mi ha mandato. Dunque, fin qui non c'era niente di interessante. Sono perché eravamo tracciati con... lavora nel 1996. Ok, vabbè, le farò lo stesso l'intervista. Allora, questa è una donna, tra virgolette, normale. Ha trascorso, certo, ognuno trascorre le cose in modo diverso, vive le cose in modo diverso, gli avvenimenti che gli capitano nella vita in modo diverso. Io le sento in un modo, tu le senti in un altro lo senti in un altro modo ancora. Però sinceramente qua non c'è niente di
cioè per fare un'intervista o sei un artista o hai qualche cosa da raccontare, questa persona ha una vita normalissima e vabbè, posso farle delle domande riguardo la cosa, la sua vita quotidiana e dare dei consigli alle persone, quello lo posso fare bene. Ok, vabbè. Anche voi, se avete qualcosa da dire, mandatemi un messaggio su WhatsApp al numero 346 84 73 005 se avete qualcosa di interessante o se siete degli artisti e volete un'intervista fatta da me e pubblicata nel mio canale YouTube, mandatemi un messaggio su WhatsApp e valuterò insomma se farvi l'intervista o meno. Ma per me tutti hanno qualcosa da dire, da trasmettere agli altri. Abbiamo tutti qualcosa da insegnare sicuramente. Bene, aspettiamo Maurizio Gastaldi. Io nel frattempo sto facendo delle cose qua. Ecco, è arrivato Maurizio. Ecco, è arrivato Maurizio. Siamo in diretta, Maurizio. Ho visto lì. Allora, questo. Abbiamo scelto 3 canzoni, sì, 2 canzoni, scusa. La trallallera campidanese, perché ieri abbiamo fatto quella gallurese. I quadri da qui li ho spostati perché sbattevamo sempre. Fatto bene, certo. Una casa deve essere comoda, non siete d'accordo? Una casa deve essere comoda. Bene, questo me lo guardo dopo.
Appoggio la caramella, c'è veramente freddo. È un po' sì. C'è rinfrescato. Accendiamo le luci per questa meravigliosa diretta. Maurizio, hai messo questo in mezzo? Non l'ho fatto lì. Sì, questo l'hai messo lì. No, questo era già qui, non l'ho messo io. No, questo era lì. E vabbè, sempre qui è. Allora, iniziamo con la trallallera campidanese. Capotasto all'1, ma lo sai già quello. Io ho un dito giallo, guardate, guardate. Proprio freddo, A subito come di nanta generoso e quando uno tu più mi piga sul nervoso. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. E stato reso forti si piri babu mio, dona sa buonanotte a subito con mio. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. Arriu bella riu, la sauni ci passai, te pira core mio, non mi devo stai. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. Pirico con lucenti, penditi in vitano, a buffa e crepa i sergenti, per i sezzini in coa. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. Tra la lera, 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 la lera, tra la lera, 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 la la. Benissimo, benissimo, lasciate un like al video se vi piace. Fate una donazione al canale, anche solo di €1, io sarei felicissima. E poi mandatemi un messaggio su WhatsApp, così vi ringrazio. Anche in diretta vi ringrazio. Grazie anche a chi l'ha già fatto, perché l'hanno già fatto. Devo controllare i nomi, perché non mi hanno scritto niente. Mi sono arrivate queste donazioni, devo controllare bene. Bene, continuiamo questa live con la Corsicana. Vi ricordo che siamo il primo gruppo e non saremo gli ultimi sicuramente, perché è giusto che anche gli altri lo facciano. Siamo i primi, per il momento gli unici per il momento a fare le live di musica sarda su YouTube, e ne vado orgogliosa. Bene Maurizio, la Corsicana, capotasto al primo. Cante tristo lume cori, lume cavi
più pali montagni, non sto più a disonori. Si sto più pali montagni, non sto più a disonori. I nostri antichi laiani sempre in mano, battende muccio, passemina lo grano, bianca come un laghetto che brillava da lontano, e si sentia dalla spiaggia lucra grandi la rosaccia, e si sentia dalla spiaggia lucra grandi la rosaccia. Lo treno di Bastia e fatto pali signori, piagnano i garettieri, sospirarono i pastori, piagnano i garettieri, sospirarono i Bene, fatemi gli auguri per il compleanno, mi raccomando, il 15 dicembre, sono nata il 15 dicembre 1981 e lo dico a voce alta, non mi vergogno degli anni che ho, lo dirò sempre, sempre. Io mi ricordo quando ero molto giovane, mi dicevano vedrai che dopo i 35 non direi più l'età. Io lo dico ancora, non ci sono problemi, l'importante è essere in salute ed essere felici, poi chi se ne frega, l'importante è compiergli gli anni, no? Ecco, poi vi voglio ricordare a proposito di salute che il 17 dicembre dalle ore 16 alle ore un attimo solo che guardiamo la locandina, guardiamo un attimo la locandina così ve lo dico bene, eccolo qua, il 17 dicembre saremo all'ospedale Brozzu in pediatria, ginecologia, chirurgia vascolare, chirurgia generale, dalle ore 18 alle ore 19:30, ovviamente in corsia perché non possiamo entrare dentro le stanze perché rispetteremo tutte le norme di sicurezza capito? Ecco, neanche lo nominiamo quella burla, quella merda lì che hanno inventato. Bene, per questo video è tutto. Che poi tra l'altro sapete come nascono queste malattie virali, questa roba qui, questi virus eccetera eccetera, come nascono? Nascono dagli allevamenti intensivi che noi stessi alimentiamo non solo mangiando carne, ma anche pagando le tasse. A noi fanno pagare le tasse per uccidere degli animali, ecco, che molti non lo sanno, Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, ciao!